Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Conegliano Veneto Globo. Oggi, per lo spazio Confartigianato, ho il piacere di ospitare il signor Stelvio Basei, che è capo comunità mandamentale autotrasportatori. Buongiorno signor Basei. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Oggi, come avete capito, parleremo di autotrasporti e autotrasportatori. Cominciamo subito con le domandine. In provincia di Treviso ci sono parecchi autotrasportatori intanto. Allora mi sono portato alcuni dati per essere preciso. Allora in provincia di Treviso ci sono circa 1800 aziende di trasporto, di queste 1200 sono imprese artigiane con circa 3000 addetti. Di queste praticamente 80.000 camion autocarri che circolano nel nostro territorio. I professionisti del trasporto sono circa un quarto di questo totale, che si occupa del trasporto conto terzi. Per quanto riguarda il trasporto conto proprio, è un segmento abbastanza piccolo perché si parla di furgoni, ma comunque incide per un 80% rispetto a una media nazionale che è del 50%. Sono tanti, pensavo fossero meno. Siamo un bel popolo. Sì, siamo. E in questo periodo di un po' di difficoltà, la vostra categoria come affronta le varie difficoltà in questo periodo? Allora, in primis le devo dire che stiamo soffrendo la concorrenza sleale, dico subito sleale, dei nostri paesi dell'est. Pensiamo che negli ultimi 10 anni sono aumentati del 198% e le nostre imprese sono diminuite all'incirca del 70%. Questo va in controtendenza perché con la crescita del trasporto in Italia, faccia conto che negli ultimi anni il trasporto è aumentato significativamente, faccia conto grosso modo di 4 miliardi di euro, un aumento di 4 milioni di euro. E le imprese italiane hanno perso circa 1,5 milioni di euro per quanto riguarda il trasporto. Sul traffico nazionale, che era in mano alle imprese italiane al 35,4% grosso modo, siamo scesi al 13,4%. Abbiamo perso parecchio. Sì. Difatti ho letto che è salito del 198% quello delle imprese dell'est e è sceso del 70% quello italiano. Faccia conto che prendiamo solo un dato: i polacchi negli ultimi 10 anni, che hanno grosso modo un 9%, sono saliti al 26%, e il trasporto dei nostri amici dell'est praticamente coprono quasi il 56% del trasporto, una cifra importante. Ma e com'è che loro riescono ad essere, non so se uso la parola giusta, competitivi o sleali? Cos'è che fa incidere? Hanno dei costi molto inferiori ai nostri. Circa noi abbiamo un costo superiore di circa 20.000 euro l'anno rispetto a loro. È una cifra importantissima che non riusciamo ad abbassare. E quindi ci sono, il discorso oltre a questo, altre difficoltà che immagino siano di ordine burocratico? Ecco, altre difficoltà che abbiamo sono delle debolezze strutturali, l'insufficienza infrastrutturale, l'eccesso burocratico, che in Italia la burocrazia non manca, la pressione fiscale, che in questo periodo fine mese abbiamo anticipi
di tutti i tipi, dall'IRPEF all'IVA, e questo toglie parecchia liquidità alle nostre imprese. Poi abbiamo i tempi di guida, i tempi di guida e di riposo, che queste bisogna rispettarle per la sicurezza stradale. E che quelli dell'est non rispettano? No, sono chiamati a rispettarle anche loro, però Anche loro. il dipendente ha un costo molto inferiore rispetto inferiore. al nostro. Ecco. Ma visto che questi paesi dell'est fanno parte della comunità europea, noi abbiamo chiesto qualcosa alla comunità europea di uniformare, di fare come categoria, intendo, di autotrasportatori? Sì, nel piatto abbiamo sempre messo nella comunità europea che ci fossero regole uguali per tutti. Questo sarebbe la cosa fondamentale, di poter fare la giusta concorrenza a armi pari. Sì, perché sennò. Questa sarebbe la L'Europa cosa ha fondamentale. risposto in qualche modo? L'Europa si fa attendere. Perché non è giusto che siamo in Europa, questi sono in Europa e ci siano questi divari appunto dal punto di vista burocratico e dal punto di vista costi del lavoro. Del lavoro e previdenziali. E con queste disparità come sta reagendo la categoria? Allora, in questo periodo, in questo momento un po' storico, le nostre imprese puntano sulla qualità di un servizio con un valore aggiunto, ecco, essendo sempre a disposizione del proprio cliente, cercando di dare il miglior servizio possibile, e queste per quelle piccole aziende. Altre aziende hanno già delocalizzato, per cui hanno pensato bene spostare, di spostarsi, e comunque mi viene da dire che aspetta a noi in prima persona a dover reagire, a dover avere noi stessi degli input nuovi nel mercato. Io porto una piccola esperienza personale dove qualche 4-5 anni fa eravamo in una situazione di dover licenziare dei collaboratori oppure rinnovarci. Abbiamo scelto questa strada. E in questo modo abbiamo avuto i frutti in questi anni e ci siamo un po' risollevati, dando un valore aggiunto al servizio, rimanendo sempre nel settore servizi, dando un valore aggiunto sia al servizio, ma in questo caso inserendo anche il commercio. E questo qua è stata un po', voglio dire, una buona scelta, sì, una scelta vincente. Sì, che ci sta dando dei frutti in questo periodo. Qua dobbiamo mettere a frutto, credo, tutta la nostra capacità, la nostra creatività e soprattutto è vero che siamo stangati dal mattino alla sera con balzelli di tutti i tipi, però è anche vero che noi italiani siamo molto professionali. Certo. E quindi sicuramente se facciamo un lavoro lo facciamo meglio degli altri, perché credo che nonostante abbiano dei costi inferiori, quelli paesi dell'est forse non hanno la rigorosità degli autotrasportatori italiani. L'associazione di categoria, in questo caso la Confartigianato, sta facendo qualcosa per aiutarvi, per difendervi un po', anche se la parola non è giusta? Sì, no, la Confartigianato sta dando una grande mano al settore trasporti, ogni giorno impegnata per quanto riguarda di farci avere o farci percepire quei contributi che da tempo riusciamo ad avere e farsi rinnovare di anno in anno. Mi viene da dire
le elenco alcune, Certo. che sono il mantenimento delle spese forfettarie. Che sono Cosa spese significa le spese forfettarie giornaliere? È praticamente un contributo giornaliero che viene dato a ogni trasportatore. Trasportatore dipendente. No, che viene dato a trasportatore padroncino. Ah, padroncino. Padroncino, sì. Il mantenimento del recupero delle accise del carburante, che sono circa 214 euro per ogni 1000 litri di gasolio, Insomma. e la deduzione forfettaria delle trasferte per i propri dipendenti, che anche questi 3 punti sono fondamentali per le nostre imprese. Queste sono fondamentali. Oltre a queste siamo riusciti a riconfermare sempre dal Ministro uno stanziamento di 35 milioni di euro per quanto riguarda il riammodernamento del parco veicolare. Per chi acquista mezzi Euro 6 ha dei contributi e uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per la formazione professionale, Che anche questa è molto importante. È molto importante, sì. È bene inoltre ricordare che grazie a Confartigianato Trasporti vengono inoltre assicurati le riduzioni dei pedaggi autostradali. Che anche queste sumincide. Sono una mano del cielo, il rifinanziamento di garanzia dell'autotrasporto e varie agevolazioni della gestione della liquidazione IVA. Ecco, questi contributi li percepiscono sia i trasportatori associati che non associati. Cioè, le varie agevolazioni nella gestione della liquidazione dell'IVA, cosa significa? Che al limite potete posticipare il versamento senza sanzioni, cioè cosa significa questo? Sì, ecco, anche questa è fondamentale per il nostro settore, soprattutto per quanto riguarda gli anticipi IVA, che dobbiamo esibirli prima E non è poco, perché sì, appunto, come diceva lei prima, tolgono gran parte della liquidità all'impresa e purtroppo quando parti svantaggiato così sei sempre... sì, mi pare che sia una serie di agevolazioni abbastanza importante, quindi... E spero che in queste il Ministro sia favorevole, come sono sempre stati negli anni trascorsi, che ha sempre dato questa opportunità a questa categoria, che è fondamentale per il nostro Paese. Sì, anche se appunto, come diceva lei, è un po' bistrattata e pur trovandoci nella comunità europea non ci sono leggi uguali, eque, e quindi questo mi pare una cosa proprio molto ingiusta. Certamente. E mi dica una cosa, con i giovani, ci sono giovani che si avvicinano a questo mestiere, perché anche, bisogna dirlo, è anche un lavoro piuttosto pesante. Certamente, è da tempo che sollevo questo problema. Manca il ricambio generazionale. La media dei nostri autisti è costantemente in aumento e pensiamo solamente che per un giovane affrontare avere una patente e una qualifica oggigiorno spende grosso modo circa 5.000 euro per poter affacciarsi al mondo del trasporto. Non parliamo se deve svolgere invece questa attività, che si parla di altri 10.000 euro come minimo per poter svolgere questa attività, per cui impensabile avere. Una volta avevamo il servizio militare che ci dava la possibilità di avere sempre dei giovani neopatentati da inserire nel mondo del trasporto. Purtroppo e così questo era anche gratis, era gratis, facilitava
scontava di 15.000 euro la cosa. Sicuramente sì, e avevamo sempre un ricambio, turnover di ragazzi giovani che si presentavano con già la patente in tasca praticamente. Ma come mai ci sono queste spese così alte? Cosa deve fare uno per fare l'autotrasportatore? Deve avere innanzitutto la patente di guida dalla C alla CE e una carta di qualificazione che è molto impegnativa nel farla. Le dico solo questo, un dato che l'albo degli autotrasporti, proprio per incentivare questi ragazzi, aveva messo a disposizione un 80% della spesa, riconosceva un 80% della spesa dell'autoscuola, per avvicinare i giovani al mondo del trasporto. Si figuri che nella nostra provincia hanno risposto in 5. E in altri casi, in altre province, è andata molto peggio, tra l'altro. Per cui Cioè, è anche vero che un giovane si presume che abbia la famiglia giovane, che abbia dei bambini, e il vostro mestiere porta a stare via anche dei giorni, e quindi magari uno che ha avuto magari bambini piccoli, oppure uno che ancora non è sposato ma che ha l'amorosa, non gli va tanto bene che il discorso venga fatto così. Però mi pare che potrebbe essere oggi, in questo momento di crisi, anche un lavoro che dà anche buone soddisfazioni. Da buone soddisfazioni, in cambio, come ha detto lei prima, è un grosso sacrificio il dover restare via da casa, dover essere sempre a disposizione appunto del nostro cliente, e questo ci comporta purtroppo l'allontanarsi da casa praticamente. Quindi mi pare di capire che la burocrazia e la concorrenza dell'Est siano i disagi principali in questo lavoro, oltre al discorso che abbiamo detto dei giovani. Vogliamo ribadire cosa serve per agevolare un attimo la categoria degli italiani, quindi la semplificazione delle procedure e quello che abbiamo detto prima, ma magari in un breve riassunto? Serve semplificare un po' tutte le procedure. Non da tempo Confartigianato aveva chiesto l'abolizione dell'albo autotrasporti e trasferire queste mansioni alla motorizzazione civile, in far modo che ci fosse uno sportello unico presso la motorizzazione civile. Mi sento di dire che poi c'è una serie di cose, la liberazione del cabotaggio, il rispetto dei tempi dei pagamenti, che è fondamentale, e ancora burocrazia. Che quello non ci... Visto che il nostro regista ci sta facendo segnarci che il nostro tempo è terminato, io direi che a questo punto abbiamo sviscerato abbastanza i problemi della categoria, e a questo punto io saluterei lei, saluterei i nostri ascoltatori, e da Carmen Morandin vi auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti. Buonasera, arrivederci. Okay.